Qual è il segreto di questo torneo? Il segreto di questo torneo è l'amicizia con gli ospiti, c'è molta gente anche questa sera, un po' di umiltà e un po' di collaborazione col territorio, vedi il Montello, vedi Oderzo di quest'anno. Deve ancora cominciare il 17° trofeo, ma guardiamo già oltre, al prossimo anno ci saranno delle novità. Adesso è un po' prematuro, però pensiamo di farlo internazionale, adesso dobbiamo verificare con gli amici di Oderzo e di Volpago per vedere se riusciamo a metterlo in cantiere. Un torneo che non è solo calcio ma è anche turismo per tutto il territorio. Questo torneo è nato proprio per marketing territoriale, per dare un contributo al territorio, non solo quello locale, ma anche, vedi, Oderzo, del Montello, appunto per collaborazione con i comuni e quant'altro. Io credo che dalle manifestazioni inferiori ad arrivare in alto bisogna chiaramente seguire con grande attenzione questi ragazzi e non è detto che chi passa di qua non arrivi poi al vertice del calcio italiano. È chiaro che è una situazione molto difficile, però tutto sommato credo che le opportunità per questi ragazzi ci sono. Oggi è commentatore tecnico della nazionale italiana, ma non le manca un po' il campo? È chiaro, il campo è un'altra cosa, sono emozioni completamente diverse, però mi va bene in questo momento di riflessione mettermi lì e seguire il calcio in maniera critica, vicini, ed è un modo per stare sempre sulla corda. Un augurio per questo torneo che ormai tra un mese partirà? Innanzitutto che i genitori non facciano i tifosi sfegatati, ma che siano lì a incitare in maniera benevola i ragazzi, che sia una festa per tutti e che i ragazzi si divertano, che è lo scopo principale del calcio, dello sport in generale, di aggregare e non di dividere. Sempre un onore e accettiamo sempre con molto piacere l'invito di Loris, è ormai è tradizione, quindi siamo molto orgogliosi di esserci e logicamente si spera sempre di far belle figure e di mettere in mostra i nostri giovani più promettenti. Quest'anno il sogno della Serie A è a portata di mano. Speriamo, a portata di mano non è facile perché è un campionato difficilissimo, molto lungo, quindi dobbiamo centrare i playoff, siamo lì che ce la giochiamo con altre corazzate molto forti, quindi dobbiamo dare continuità ai risultati, cercare proprio in questo periodo di accelerare. Adesso abbiamo in una settimana 3 partite e quindi ci giochiamo un pochettino un po' tutto, perché fallire questi 3 appuntamenti vorrebbe dire uscire dai playoff centrali, vorrebbe dire entrarci in maniera sicura e quindi sarà una settimana da stare concentrati tutti quanti. Un'iniziativa importante che dà prestigio al nostro territorio oltre che al turismo e a quanti si impegnano nel sostenere e nell'evidenziare lo sport per i giovani e per le nostre comunità. L'Albergo Loris, come tante altre associazioni, fa del calcio una di queste opportunità di attrazione turistica, per cui ben volentieri come amministrazione siamo vicini a queste iniziative.